Firmato stamani l'inizio dei lavori che riguarda l'ampliamento a sud del cimitero del comune di Palma di Montechiaro, presenti l'impresa Pregaso di Brolo che si è aggiudicato i lavori, i tecnici del comune che hanno redatto il progetto, l'assessore ai servizi cimiteriali. Un fatto straordinario a detta del sindaco Castellino, in quanto il progetto per la realizzazione dell'opera risale addirittura al 2007 e che solo ora si è finalmente sbloccato ottenendo il finanziamento regionale che rappresenta un importante volano economico per lo sviluppo dell'economia di Palma. Questa è un'opera che non esito a definire storica, perché attesa dalla mia città da diversissimi anni. Basti pensare che l'attività di progettazione ebbe inizio nel lontano 2007. Il passaggio in Consiglio Comunale avvenne nel 2010-2011, quindi 8 anni fa, e non si riusciva a fare partire questo importante cantiere. Con orgoglio l'amministrazione da me guidata, grazie all'ausilio valentissimo dell'ufficio tecnico, che ringrazio ancora una volta perché tutti i traguardi che stiamo raggiungendo non sarebbero stati in nessun modo possibili senza l'impegno, l'abnegazione, la professionalità del mio ufficio tecnico, siamo riusciti a sbloccare questi lavori. E non solo, ma non verranno realizzati attraverso un'opera di azione di stralcio, ma per intero tutto il lavoro messo che era stato progettato. È un'opera importantissima perché dà sicurezza per la nostra dimora finale, che poi quella è la casa nostra, magari uno può sperare più lontano possibile, ma comunque la casa di tutti noi, la casa eterna, e darà decoro anche più avanti al cimitero quello già esistente. Parliamo di circa 300 tombe gentilizie più diversi loculi. Questo metterà fine a quella situazione emergenziale che spesso i cimiteri dei comuni vivono, anche se devo dirvi, grazie al lavoro dell'architetto Cangelosi che ha lavorato benissimo, degli assessori che mi hanno collaborato, Palma riesce ed è riuscita a fronteggiare bene fino adesso questa emergenza, ma quest'opera era essenziale perché altrimenti ci saremmo ritrovati come altri comuni a vivere delle emergenze. L'ampliamento a sud del cimitero comunale ha vissuto diverse fasi prima di progettazione, fino ad arrivare all'ultima, quella definitiva, dove su un'area di circa 8.900 metri quadrati sono state predisposte sia viabilità interna collegata con l'esterna, una serie di cappelle più una zona per le tumulazioni a terra. Quindi lì ci sono circa 300 cappelle, alcune sono addossate al muro di recinzione, gli altri sono all'interno con una serie di vialetti pavimentati che danno la possibilità di accedere in qualsiasi momento. All'interno del cimitero comunale è stata prevista la rete idrica, la predisposizione della rete elettrica, sono state previste le fontanelle per i fiori, qualche cosa, e anche 2 blocchi di servizi igienici. Abbiamo 2 passi carrai con cancelli motorizzati che danno su Viale del Tramonto e sull'area di ammassamento laterale, e poi abbiamo un grande ingresso con la scala che dà su Corsa Brancatello. Questa è l'area dove sorgerà il nuovo cimitero, l'ampliamento del cimitero a sud. Qua questa zona sarà riqualificata, saranno fatti tutta la perimetrazione con i muri in calcestruzzo e poi saranno divise i vari lotti in cui sorgeranno le cappelle in ipogeo e epigeo. Sono circa 300 cappelle, 260 cappelle. Ci sarà uno sbocco anche economico per le attività, sia le imprese ediliche, le imprese, i marmi e tutto quello che serve per costruire una tomba, e poi quello che è importante anche per il comune sarà un introito, perché ogni lotto, cioè per i lotti minori sono 4.500 euro che i cittadini andranno a pagare per ogni lotto, mentre per le cappelle gentilizie 5.000 euro all'incirca.